Un agnello che non riesce a reggersi sulle zampe e fa fatica a respirare, altri stipati come sardine in una rete in condizioni al limite della sopravvivenza. Sono queste le immagini in diversi punti del Friuli Venezia Giulia, dal confine di Fernetti a Gonars, girate dal team di Essere Animali, Animal Angel, EMPA, AWF, in giornate pre-pasquali in cui auto articolati carichi di animali in arrivo dall'est Europa sono diretti ai macelli in Toscana, Lazio e Puglia. Gli animalisti hanno agito fianco a fianco con la polizia stradale. Dei 20 camion monitorati dalle associazioni, tutti provenienti dal confine sloveno, 8 sono stati controllati dalle forze dell'ordine e 4 hanno ricevuto sanzioni per migliaia di euro. Sui veicoli monitorati dalle associazioni provenienti da Ungheria, Romania, Slovacchia e Polonia sono state riscontrate violazioni delle normative europee, sovraffollamento, presenza di animali non svezzati su mezzi non adeguati ad alimentarli e trasportarli per un periodo superiore rispetto a quello previsto dalle norme, ventilazione e sistemi di abbeveraggio non funzionanti, spazio insufficiente sopra la testa degli animali per assicurare una ventilazione adeguata e garantire i movimenti, nonché irregolarità documentali. All'interno di un camion è stato individuato un agnello incapace di reggersi sulle zampe, affidato a Essere Animali per iniziativa della veterinaria dell'azienda sanitaria locale intervenuta insieme alle autorità. È stato poi messo in cura presso un veterinario. Dal 2010 al 2016 in Italia le macellazioni di agnelli sono diminuite quasi della metà, ma da allora sono stabili e si attestano attorno ai 2 milioni, di queste 375.000 a ridosso delle festività pasquali.